Amici miei, ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Quest'oggi, signori miei, andremo a vedere le future maglie della stagione 2020-2021. Per il Napoli, signori miei, cambia tutto, maglia rivoluzionata in tutti i modi. Perché vi sto dicendo che la maglia è stata rivoluzionata? Perché, come potete vedere dalle foto, rimarrà il logo del Napoli, quello è classico. Nel mezzo verrà messo lo stemma della Coppa Italia. Nel mezzo, signori miei, la scritta a rete che voi vedete da qui, il pezzo rosso, questo qui, verrà tolto e saranno invertiti i colori. Praticamente cosa succede? La scritta a rete che vedete ora sarà rossa sulla maglia azzurra e la scritta MSC, ora qui non so se la riuscite a vedere, sarà senza il bordino blu, sarà solo bianca. Le maniche della maglia azzurra saranno nere, il colletto nero, e da qui non si capisce tanto bene, ci sarà un motivo acqua se non sbaglio. Che cosa dobbiamo dire della prima maglia? Che non è che mi piaccia tanto perché avrà invertito il colore della scritta Lete. Fammi il bordino fuori rosso e dentro me la lasci bianca. Era un contrasto di colore più bellino secondo me. Succederà, questa a me mi sembra più un verde, bianco e verde, non si capisce bene dalle foto che ha postato Raffaella Auriemma su Twitter, perché è proprio Auriemma che ci fa vedere in anteprima esclusiva le maglie del Napoli della prossima stagione. Si ritorna sempre lì, cambia il colore, diventerà tutta bianca, la scritta MSC a questo punto diventerà o nera o verde, non si capisce bene il colore. La scritta Lete rimarrà quella classica sulla maglia azzurra rossa, e qui ci può stare perché sul bianco smorza un pochino. Passiamo alla terza maglia. Questa terza maglia, io ho visto un'altra foto, non so se ora in real life, praticamente una foto reale, che questa maglia è diversa dal colore che è stata postata da ieri da Raffaele Auremma, e praticamente qui sembra un blu, però quando la vai a vedere da vicino sembra un grigio, non si capisce bene, sarà o blu o grigia con il bordo rosa, il collettino rosa e la scritta sempre rossa e bianca della Lete e bianca per la parte MSC. C'è da dire che cambia il logo K diventerà azzurro questa volta. Questa maglietta è quella che mi piace di più rispetto alle altre due, perché è qualcosa di più particolare, ripeterà, come potremo vedere dal bordo manica, cambierà sempre qualcosa, ci sarà qualche effetto dentro, qualche patch, qualcosa dentro. Passiamo alla quarta maglia, poi ci sarà una quinta maglia, però ora non me la ricordo perché non la trovo. La quarta maglia del Napoli sarà colore oro. Io presumo che questa sarà la maglia della Champions League, perché colore oro, il Napoli con l'oro in Champions League l'ha sempre portato. Sarà oro la casacca, sempre rossa e bianca la scritta Lete, la scritta MSC andrà a diventare nera o blu, perché da questa foto, signori miei, non si capisce bene, e il logo K diventerà nero o blu, il colletto diventerà bianco e via discorrendo. Queste sono le future maglie del Napoli. Se trovo la quinta maglia, un attimo solo, se la trovo ve la faccio vedere. Come detto, è veramente cambiata tutta la maglia del Napoli. L'avevano già detto, l'avevano già preannunciato K e Napoli che ci sarebbe stata una rivoluzione su questa maglietta, e noi siamo tanti anni che stiamo dicendo via questa mappazzone dalla maglia, via questo mappazzone MSC o Garofalo, quello che sia. L'unica cosa che non si vede da queste maglie è la parte dietro della scritta Kimbo. Anche lì io penso, no, su 4 maglie, allora non sono 5, mi sono sbagliato io, e non si sa, io presumo che sarà rossa, nera, non lo so, o bianca, ora vedremo in base alla colorazione della maglietta come sarà. Signori miei, se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace e condividete per far vedere a tutti le nuove maglie della SSC Napoli, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao aiù e sempre forza Napoli!